Buon venerdì a tutti voi amici di Diffusion e di DTV. Puntata curiosissima questa di iLife condotta da Giuseppe Valentino. Perché? Perché in questa puntata Giuseppe ci spiegherà le certificazioni CE, il differenziale di classe A e ci verrà spiegato anche nella rubrica l'uso e soprattutto che cos'è, perché per me è veramente quanto di più sconosciuto esista al mondo, un riattivatore automatico per circuiti domestici. Magari ce l'ho anche in casa, ma non so di sicuro che si chiama così. E allora, forza Giuseppe, illuminami come sempre. Cari amici, ben ritrovati. Oggi abbiamo un argomento molto interessante, parleremo di marcatura CE. È una marcatura che non è soltanto un marchio, ma si riferisce ai prodotti che noi acquistiamo tutti i giorni. Tutto quello che noi acquistiamo, tutto quello che compriamo, tutto quello che installiamo da un punto di vista di professionisti, imprenditori e anche utenti come noi, tutti i materiali che acquistiamo tutti i giorni sono soggetti a delle verifiche. Naturalmente i materiali che vengono costruiti sono sottoposti a tutta una serie di verifiche istituite dai legislatori per chi riesce a produrre dei materiali propri o un qualcosa che è già in commercio. Cercheremo di dare un significato alla definizione CE, che cos'è. Come molti pensano, il CE, anche se è un acronimo, ma in realtà non lo è per quanto riguarda la Comunità Europea, che non c'entra assolutamente nulla. La marcatura CE è soltanto un logo fine a se stesso, non ha nessun significato se non identificare un determinato prodotto che è stato sottoposto a tutta una serie di verifiche. Come in questo caso noi abbiamo un esempio, abbiamo il principio di marcatura CE, se la regia riesce a inquadrarlo. Ecco, la marcatura CE, i principi di base, che cosa significa? Questo è il classico logo, è semplice logo che noi troveremo applicato su tutti i prodotti, su qualsiasi prodotti, che sia civile, che sia industriale, troveremo questo simbolo. È un logo, significa un logo, anche se alcuni pensano che sia il significato di Comunità Europea, e in realtà non lo è. È soltanto un semplice logo che viene applicato al prodotto, che significa che è stato sottoposto ad una serie di verifiche. Naturalmente non è fine a se stesso il prodotto può essere un qualcosa di a partire, non so, tipo dal cemento armato a un qualcosa che sia elettrico, che sia elettronico, ad un trapano, qualsiasi sia il prodotto che un'azienda mette sul mercato, qualsiasi sia il prodotto che l'utente acquista, lo stesso prodotto è stato sottoposto a tutta una serie di verifiche. Naturalmente ogni prodotto ha una sua standardizzazione di controlli, tutta una serie di verifiche. Faccio un esempio: i cellulari che noi tutti utilizziamo tutti i giorni sono sottoposti a delle verifiche molto restrittive, soprattutto alle emissioni di campi elettromagnetici, mentre ad esempio, non so, una struttura edile, che sia un mattone, che sia il cemento armato per costruire una casa, ecco, quello non è sottoposto ad un'emissione di campi elettromagnetici. Per cui ogni prodotto che noi andremo ad acquistare è soggetto a tutta una serie di verifiche. Marchio CE. Abbiamo detto che è un logo, per cui stabiliamo alcune regole basi. Non significa Comunità Europea, è un logo, è un normalissimo logo che noi troveremo appiccicato sopra i prodotti. Durante il periodo natalizio tutti noi siamo abituati a comprare le luci di Natale. Ed è un periodo un po' particolare perché mi è capitato anche a me in prima persona di assistere ad una rete nazionale per il telegiornale che vendono e mettono sul mercato dei prodotti di lampade a LED non conformi. Ora, queste lucine non sono conformi a che cosa? A tutta una direttiva europea, per cui questi prodotti possono essere utili ma nocivi anche per l'utente, che non è in grado di capire se questi prodotti sono accettabili oppure no, possono essere pericolosi oppure no. Pensiamo ai giocattoli per i bambini, pensiamo a tutta una serie di prodotti che comunque vengono messi sul mercato. Allora le autorità di competenza
fanno in modo che questi prodotti che vengono messi sul mercato devono essere sottoposti a tutta una serie di verifiche. Pertanto a livello di Europa esiste questo simbolo CE, ma non significa Comunità Europea, è soltanto un normalissimo logo. Per cui è un'indicazione di origine, infatti proviene dai paesi, alcuni provengono anche dai paesi extracomunitari, extra Europa, è soltanto un marchio, un simbolo CE che fornisce alcune indicazioni sulla qualità del prodotto, ma non significa esplicitamente che il prodotto risponde ad una prescrizione in materia di sicurezza. CE è un logo, a volte è un logo che può essere contraffatto, gli si appiccica un CE e dicono che quello è un prodotto che è stato sottoposto a tutta una serie di verifiche, in realtà non è vero. Perché? Perché oltre ad avere il simbolo, il logo CE appiccicato sul prodotto, c'è dietro anche tutta una serie di certificazioni che accompagnano il prodotto, che vedremo in seguito, sempre in questa stessa puntata. Vedremo alcune certificazioni di conformità dei prodotti. Per cui è un logo, abbiamo detto che è un logo, significa che il prodotto risponde a determinati requisiti di sicurezza, sia per le persone che per i beni, che per gli animali, per tutto naturalmente. E sono stabiliti da una direttiva europea, per cui è la direttiva europea che stabilisce che determinati prodotti devono avere determinati requisiti. Naturalmente tutti questi prodotti sono applicabili nei nostri 27 paesi che sono membri della Comunità Europea. Per cui viene in tutti questi paesi che aderiscono a questo cosiddetto che si chiama spazio economico europeo. La Norvegia e l'Islanda sono dei paesi che contribuiscono a questo tipo di applicazione. Naturalmente che cos'è? Anche specificatamente un attimo per quanto riguarda il logo, qual è l'utilità di questo logo? Noi acquistiamo un prodotto, troviamo che su questo prodotto c'è questo simbolo, c'è questo logo CE, ma in realtà che cos'è? A cosa serve? Ci dice qualcosa? Ci comunica qualche cosa questo tipo di prodotto? Naturalmente sì. Per cui ci segnala che ai consumatori, agli utilizzatori e ai professionisti, anche noi che siamo professionisti del campo, qualsiasi prodotto, alle mie spalle, se la regia lo fa vedere, abbiamo un pannello elettrico, che abbiamo già utilizzato in altri modi. Faccio un esempio: tutti questi prodotti che sono attaccati sono tutti certificati, cioè hanno tutti il simbolo CE. Il CE a livello europeo, poi a livello locale hanno altri simboli che identificano, ad esempio in Italia c'è l'IMQ per quanto riguarda il settore elettrico, per cui hanno altre certificazioni per quanto riguarda il locale a livello, oltre a livello europeo. Naturalmente chi è che a porre questo prodotto? Chi è l'azienda che dice ok, io costruisco un prodotto, lo metto sul mercato e vado ad applicare il logo CE. Ma prima di applicare il logo CE io sottopongo il mio prodotto che metto sul mercato a tutta una serie di controlli. Ma chi mi dice a me, chi è che dice a me quali controlli devo fare su questo prodotto prima di metterlo sul mercato? Perché io costruisco un prodotto secondo uno standard a livello nazionale o a livello europeo, perché lo voglio pubblicizzare, commercializzare a livello europeo, a livello mondiale. Ma chi è che dice a me quali sono le regole, lo standard nazionale, europeo o mondiale perché io devo sottoporre questo prodotto per metterlo sul mercato? Naturalmente è la stessa Comunità Europea che emana una serie di norme che devono essere eseguite su questi prodotti. Ora abbiamo detto quando è che devo applicare il logo CE? Su tutti i prodotti, ma naturalmente non tutti i prodotti possono ricevere il logo CE. Ad esempio, quando un prodotto è incluso nel campo di applicazione di una direttiva europea, il prodotto deve obbligatoriamente avere il marchio, il logo CE. Naturalmente se questo prodotto, scusatemi, viceversa, non è sottoposto e non rientra nel campo dell'applicazione di una direttiva, in questo caso il marchio CE può anche non essere
visibile, può anche non essere applicato sul prodotto, per cui se ne richiederà dal prodotto se è conforme a tutte le direttive applicabili. Faccio un esempio. Il prodotto non è soggetto ad una direttiva, bene, io non applico il logo CE, però devo avere una certificazione di questo prodotto, dato che l'utente lo va ad acquistare. Non c'è il logo CE, ma ha una certificazione di conformità che in seguito vedremo. Per adesso grazie dell'attenzione, ci rivedremo dopo la rubrica. Cari utenti, ben ritrovati. Il mio saluto è rivolto proprio agli utenti, al di là di tutti quelli che mi conoscono, è il mio grande amico Salvatore che è in Germania. Abbiamo ricevuto molteplici richieste di informazioni su questi dispositivi differenziali perché spesso saltano senza nessun motivo apparente. Naturalmente a tutto c'è un motivo, a tutto c'è una spiegazione. Allora entreremo nello specifico di questi dispositivi perché esistono di vari modelli. Per chi ci ha seguiti la volta scorsa abbiamo spiegato il nostro dispositivo Restart che si riarma in automatico rispetto a questi dispositivi che hanno bisogno di un riarmo manuale. Naturalmente parleremo di classi, perché questi dispositivi si differenziano in due classi, diciamo dispositivo standard e in classe A. Abbiamo detto che comunque si rientrano per quanto riguarda anche nella normativa, alcuni tecnici progettisti lo chiedono specificatamente. In sostanza, entrando nello specifico, dov'è la particolarità, la peculiarità di questi dispositivi? Abbiamo detto che è differenziale, salvavita. Ricordatevi, questo non vi salva la vita. Cerco di dare una spiegazione logica ad un evento naturale, cioè questi dispositivi saltano, come ripeto, senza un motivo apparente, ma in realtà c'è un motivo ben preciso. Salvavita non vi salva la vita perché non è un salvavita. Questa parola è stata introdotta per far capire l'efficienza di questo dispositivo, ma ricordatevi, non vi salva la vita. Gli addetti ai lavori lo sanno perfettamente, gli utenti sanno che si chiama salvavita, ma la sua parola è differenziale, perché specificatamente fa la differenza tra l'energia che cede nell'impianto elettrico, cioè l'assorbimento, e quello che viene perso, tecnicamente chiamato dispersione verso massa. Abbiamo ho cercato di simulare un qualcosa di molto, scusate la rozzezza di questo grafico, ma è per farvi capire esattamente sul pratico di che cosa stiamo parlando. Questo è il fase e neutro e la rete elettrica, cioè questa è una lavatrice, normalissima lavatrice che tutti noi abbiamo in casa. Questa è l'energia, è la presa, fase e neutro, cioè la presa elettrica attaccata nell'impianto elettrico. Se non abbiamo un ottimo sistema di dispersione, la classica messa a terra che io dissi che alla messa si va solo la domenica, ma in realtà è un impianto di dispersione, cosa significa? Che con un dispositivo non funzionante, il nostro utente, la nostra signora Maria, nel toccare la lavatrice, mentre che sia la fase o il neutro che le caratteristiche tecniche della lavatrice hanno perso le loro caratteristiche, scaricano verso massa e se si ha un buon impianto di dispersione, il differenziale salta perché fa la differenza tra l'energia che assorbe la lavatrice e quella persa. Se l'energia assorbita dalla lavatrice e quella persa rientra in un livello standard, il differenziale rimane inserito. Se l'energia che ha bisogno la lavatrice supera la perdita, cioè l'energia persa verso massa, supera questo livello, il differenziale scatta. Ecco qui che subentra il discorso salvavita. Se non si ha un buon impianto di dispersione, vuol dire che il corpo umano stesso a fare da massa, da dispersione, da messa a terra, parola impropria. Questo cosa vuol dire? Che la fase, una fase passa attraverso il corpo umano, va verso massa e tutta questa corrente che passa all'interno del corpo ci crea un qualcosa di pesante, cioè ci fa svenire se il dispositivo non è protetto. Ecco perché abbiamo bisogno di un dispositivo.
il dispositivo protegge la persona, ma non la salva, per cui non è un salvavita. Con un buon impianto di dispersione tutto questo non succede perché il dispositivo salta. Salta in gergo sempre, apre il circuito. Il dispositivo differenziale standard rispetto al classe A, cosa vuol dire? L'abbiamo accennato la volta scorsa, entriamo nello specifico approfondimento. Il fornitore di energia, quello che ci fornisce l'energia, ci fornisce un'energia non pulita. Mi esprimo in questi termini per far capire a voi. È un'energia sporca. Questo è il simbolo della sinusoide, cioè l'energia alternata, la corrente alternata, fra virgolette. Naturalmente quello standard non riconosce eventuali ritorni, impulsi o spuri che possono essere all'interno del nostro impianto elettrico, perché il nostro impianto elettrico, benché scusate il gioco di parole, elettrico, ma ha anche una parte elettronica, cioè gli viene inserita all'interno dell'impianto componenti elettroniche. In che modo? Videoregistratori, tutte le parti attive in generalizzato, che chi ci ha seguito la volta scorsa è importante, tutte le parti attive hanno al loro interno una parte elettronica. Che cosa succede? Una delle domande di un nostro utente è che com'è possibile che io una griglia elettrica o un altro dispositivo, stranamente invece che mi salti l'impianto nell'attimo dell'accensione, mi salta l'impianto nell'attimo dello spegnimento, perché la parte elettronica del suo intento in una millesima di frazione di secondo gli viene restituita all'impianto elettrico. Torna indietro nell'impianto elettrico, se questo dispositivo è standard, lui riconosce questo ritorno di questa forma elettronica e non la riconosce, per lui è un guasto verso terra e apre il circuito. Un dispositivo in classe A riconosce anche la parte continua, oltre alla parte sinusoidale, riconosce che non è un guasto e rimane inserito. Per cui chiedete specificatamente i dispositivi in classe A. Poi c'è un altro utente che ci ha chiesto: ma di quanto deve essere questo valore ohmico se io non ho un dispositivo di protezione? Naturalmente è un piccolo calcolo matematico. La tensione di alimentazione, scusate ci passo davanti, la tensione di alimentazione è 230 volt. La corrente differenziale, cioè quello che il differenziale vi permette della tolleranza, è di 0,03 ampere. Tutti i dispositivi, voi andate a vedere il dispositivo in casa vostra, aprite il centralino e c'è scritto sopra 0,03. Naturalmente per la prima legge di Ohm elementare, questa, la R è uguale a V fratto I, 230 volt diviso 0,03 ampere fa circa 7 kOhm, 7000 ohm. Bene. Questa è la massa che bisogna usare, è un valore molto alto, un valore altissimo, di solito si sta nell'ordine di 10-15 ohm, per cui è un impianto perfetto. Spero di essere stato chiaro, molto semplice, dispositivi di classe A, importantissimo rispetto allo standard, vi tendono a fornire lo standard, ma voi chiedete il dispositivo in classe A, perché purtroppo noi abbiamo molti componenti elettronici all'interno del nostro appartamento che possono influire sul nostro impianto elettrico. Grazie e alla prossima! Ben ritrovati, proseguiamo con il nostro tema di oggi, parliamo appunto della marcatura CE. La marcatura CE, come abbiamo detto prima, è soggetta a tutta una serie di verifiche. È un logo, non significa Comunità Europea. Naturalmente l'intervento di affiancamento, per quanto riguarda la marcatura CE, è strettamente riferito ad un tecnico, un responsabile. Ci sono tutta una serie di verifiche da fare sui prodotti, dove vanno individuate le direttive dei prodotti dell'azienda, ad esempio la direttiva macchine, la direttiva di bassa tensione se si parla di apparecchiatura elettrica, ATEX, individuare le norme di riferimento per una corretta e sicura progettazione del prodotto, disporre della dovuta e necessaria documentazione corredata da un fascicolo tecnico corrispondente alla predisposizione di un manuale di uso e di istruzioni del prodotto, secondo naturalmente una direttiva
europea. Poi probabilmente dovrà esserci anche un ufficio tecnico, il prodotto deve essere assistito da un ufficio tecnico che ne emana tutta una procedura per ogni organismo certificato per quanto riguarda la dichiarazione del prodotto da presentare, che soddisfa naturalmente tutte le relative previste nel caso della direttiva macchine e ATEX. Questo è specifico per quanto riguarda gli apparati elettrici. Ora, naturalmente è necessario, ci si pone una domanda, è fortemente necessario fare costruire un fascicolo tecnico per quanto riguarda il prodotto? Probabilmente sì, se ne è stato richiesto dagli organi di competenza è importante, perché il prodotto che io acquisto deve avere comunque un manuale di istruzioni, devo capire, benché come tecnico io compro questo prodotto, facciamo sempre l'esempio banale perché questo argomento è riferito agli addetti ai lavori, ma anche alla signora Maria che è in casa, che va a comprare la classica lampadina, va a comprare un forno a microonde, qualsiasi cosa che si va a comprare bisogna poi utilizzarlo, bisogna avere delle corrette istruzioni per utilizzare quel determinato tipo di prodotto. Utilizzato in modo sbagliato, in modo scorretto, probabilmente può danneggiare il prodotto stesso e noi stessi naturalmente. Per cui viene esaminata l'apparecchiatura interessata e viene recuperata la relativa documentazione, individuare le norme di armonizzazione, naturalmente individuare le norme di armonizzazione a cui fa riferimento queste norme, che poi le vedremo una serie di norme, costruire la documentazione necessaria, descrizione dell'apparecchiatura, di come è stato realizzato, come è stato costituito, uno schema elettrico, se parliamo dell'apparecchiatura elettrica. Naturalmente se parliamo di cemento avrà la caratteristica tecnica statica, meccanica, temperatura, tutta una serie, ogni prodotto ha la sua scheda, la sua dichiarazione di conformità e la sua carta d'identità per quanto riguarda, come tutti noi siamo delle persone, abbiamo la nostra carta d'identità che ci dice sono alto tot, ho i capelli scuri, occhi chiari, ho dei difetti, non ho dei difetti, tutto quello che identifica noi stessi. Noi siamo dei prodotti umani, per cui anche noi abbiamo la nostra carta d'identità, per cui si fanno eventuali calcoli, poi ci sono dei revisori che vanno a controllare i manuali, le istruzioni, cioè come trasportare il prodotto da un luogo ad un altro. Naturalmente ci sono anche delle istruzioni per quanto riguarda eventuali manovre particolari su questo determinato prodotto, per cui naturalmente è necessario, cioè avere un fascicolo che possa identificare l'uso e il consumo, come si vuol dire, di questo determinato prodotto, e lo rivedremo dopo la pubblicità. Grazie.